Maxi operazione dei Carabinieri di Vicenza contro un'organizzazione criminale di origine nigeriana attiva nel traffico di cocaina ed eroina. Su delega della Procura distrettuale antimafia di Venezia, i militari del comando provinciale hanno dato esecuzione a 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere, con interventi nel capoluogo berico, in altre province del Veneto, in Lombardia e nel Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Viterbo. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Vicenza e durate quasi 2 anni, hanno permesso di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale transnazionale composto da cittadini nigeriani tra i 25 e i 57 anni, dedito in modo stabile e continuativo al traffico di stupefacenti. L'organizzazione disponeva di una base operativa a Vicenza e assicurava un approvvigionamento costante di droga destinata a numerose piazze di spaccio del Veneto e della vicina Lombardia. Il canale di rifornimento è stato individuato nei Paesi Bassi, rimasto invariato durante tutta l'indagine. La droga veniva importata da corrieri che ingerivano ovuli termosaldati da circa 11 grammi l'uno. Ogni viaggio garantiva l'arrivo in Italia di circa 1 chilo di sostanza stupefacente, con passaggi regolari attraverso la Francia e l'ingresso a Ventimiglia a bordo di treni passeggeri. Su ciascun ovulo era riportata la sigla dell'acquirente finale, dettaglio che ha consentito agli investigatori di tracciare la rete dello spaccio. L'organizzazione criminale operava con ruoli ben definiti: un fornitore con base nei Paesi Bassi, responsabile dell'invio dello stupefacente, un promotore operativo in Italia, identificato come vertice del sodalizio, una rete di corrieri ovulatori dedicati al trasporto corporeo della droga e distributori locali incaricati del confezionamento e dello spaccio al dettaglio. Nel corso dell'indagine sono stati documentati numerosi episodi. Gli investigatori sono riusciti anche a decifrare il linguaggio criptato usato dagli indagati. Top indicava la cocaina, spa l'eroina, pantaloncino le dosi da 5 grammi e fogli di caramelle il denaro contante. Sequestrati anche quaderni contabili che documentano un giro d'affari di decine di migliaia di euro, con pagamenti effettuati tramite bonifici internazionali verso conti in Nigeria. Nel disporre la custodia cautelare per tutti i 20 indagati, il GIP del Tribunale di Venezia ha sottolineato la pericolosa professionalità dell'organizzazione e il concreto rischio di fuga, anche alla luce dei precedenti specifici di diversi membri del gruppo. All'operazione hanno partecipato carabinieri provenienti da tutti i comandi provinciali del Veneto, con il supporto delle parti mobili e speciali dell'Arma, delle unità cinofile antidroga e del nucleo elicotteri, che ha garantito la copertura aerea nel corso delle perquisizioni e degli arresti.